Buonasera a tutti. Come avete visto in pagina, soltanto in questi giorni in Italia si è venuto a sapere della morte della prima traduttrice italiana dello Hobbit, Elena Hieronymi Visconti. Infatti è morta il 22 settembre di quest'anno, per uno strano scherzo del destino, proprio il giorno dell'Hobbit Day. La sua traduzione, uscita per Adelphi nel 1973 e su cui ebbe anche un carteggio con Tolkien a pochi mesi dalla morte dell'autore, è stata un po' la porta d'ingresso per la terra di mezzo per moltissimi lettori italiani e dunque noi di Sarda abbiamo pensato di commemorarne la memoria leggendo un brano della sua traduzione. Una riunione inaspettata. In una caverna sottoterra viveva un hobbit. Non era una caverna brutta, sporca, umida, piena di resti di vermi e di trasudo fetido, e neanche una caverna arida, spoglia, sabbiosa, con dentro niente per sedersi o da mangiare. Era una caverna hobbit, cioè comodissima. Aveva una porta perfettamente rotonda come un oblò, dipinta di verde, con un lucido pomello d'ottone proprio nel mezzo. La porta si apriva su un ingresso a forma di tubo, come un tunnel molto confortevole, senza fumo, con pareti foderate di legno e pavimento di piastrelle ricoperto di tappeti, fornito di sedie lucidate e di un gran numero di attaccapanni per cappelli e cappotti. Lo Hobbit amava molto ricevere visite. Il tunnel si snodava, inoltrandosi profondamente, anche se non in linea retta, nel fianco della collina, o meglio, la collina, come era chiamata da tutta la gente per molte miglia all'intorno, e molte porticine rotonde si aprivano su di esso, prima da una parte e poi dall'altra. Niente piani superiori per lo Hobbit. Le camere da letto, i bagni, le cantine, le dispense molto numerose, i guardaroba, c'erano camere intere destinate ai vestiti, le cucine, le sale da pranzo erano tutte sullo stesso piano, anzi sullo stesso corridoio. Le camere migliori erano tutte sul lato sinistro, entrando, perché erano le sole ad avere finestre rotonde profondamente incassate che davano sul giardino e sui campi dietro di esso, lentamente degradanti verso il fiume. Questo hobbit era un hobbit veramente benestante e il suo nome era Baggins. I Baggins avevano vissuto nella zona attorno alla collina da tempi immemorabili e la gente li considerava molto rispettabili, non solo perché in generale erano molto ricchi, ma anche perché non avevano mai avuto nessuna avventura né fatto niente di imprevedibile. Si poteva presupporre l'opinione di un Baggins su un problema qualsiasi senza che ci fosse bisogno di chiedergliela. Questa è la storia di come un Baggins ebbe un'avventura e si trovò a fare e dire cose del tutto imprevedibili. Può anche aver perso il rispetto del vicinato, ma in cambio ci guadagnò, bene, vedrete se alla fine ci guadagnò qualche cosa. Ecco, questo è il nostro piccolissimo tributo a Elena Hieronymi Visconti, cui diciamo con affetto Namarie.